importantissima questa proiezione verso l'Europa, perché alla fine, come credo sia emerso molto bene durante il periodo della crisi dei prezzi, una connessione tra i vari paesi, i diversi mix, la capacità di sviluppare politiche di solidarietà ed avere una visione strategica il più possibile coerente a livello europeo sul tema dell'energia è un po' una condizione forse non sufficiente per risolvere tutti i problemi, ma certamente necessaria. Adesso c'è un grande cambio nell'assetto anche proprio di fornitura del gas naturale, che vede molta più prevalenza del cosiddetto gas naturale liquido, e questo porta anche a un diverso equilibrio all'interno della stessa Europa nelle direttrici di approvvigionamento. Ecco, questa è un'occasione anche per l'Italia di giocare una sua partita, e non dimentichiamoci che abbiamo anche sia una regolazione sia una competenza nella gestione degli stoccaggi gas che un po' ci ha protetto nella fase della crisi dei prezzi, ma che può essere una buona pratica da portare anche in Europa.